Un saluto al Nino Macellaro, meglio al Nino Becché. Oggi è il 14 marzo, sono stati celebrati i funerali a messa esequiale per questo nostro compaesano, un altro pezzo di storia di Dugnano che se ne va. E come per altri persone anzitutto, poi dico personaggi perché hanno rivestito un ruolo nella nostra storia locale. Ho scritto un epitaffio giocando tra virgolette sul nome e cognome, perché questo signore si chiama Domenico Mornati e gioco sul fatto che Murnà in milanese, cioè il cognome Mornati, verosimilmente ha a che fare col Murnè, cioè col mugnaio, però lui faceva, non il Murnè, faceva il macellar, anzi il becché, perché noi adesso diciamo il macellar, ma in milanese il macellaio è il becché. E quindi primo gioco su questo fatto, sottolineando che da milanese è morto alla vigilia del 13 de mars, quella ricorrenza che ho ricordato nel video di ieri. Poi però noto anche che anche il nome Domenico è stato significativo, lui è morto proprio di domenica, è morto di domenica, e quindi diciamo lo ricordo con questi due aspetti. E invece in conclusione, che cosa ha uno che ha fatto il macellaio per tutta la vita, cosa che terremo di lui? Penso il cuore, perché è stato un uomo, tutti hanno detto è stato un uomo buono, ma qui non è perché siccome è morto allora è TV, no, era veramente, tutti l'hanno riconosciuto. Allora dico che ci resterà il suo cuore Cerus è un termine milanese che molti di voi sapranno, comunque vuol dire cordiale, simpatico, aperto agli altri, e dici che pesa milletti, nel senso che è stato un cuore veramente grande. Per il resto si dovrebbe, penso, capire tutto. Lui era chiamato Domenico, detto Nino, e quindi vabbè, tutti conoscono per Nino. Lo scrivo tra domenica e lunedì, in che ore martedì, quindi tra 2 e 3, e che la su come ricordo per la sua tusa, il suo figlio e tutti gli altri suoi parenti, e alla fine mi ricordi il Soneut, certamente ricorderanno bene questo nonno. E il cœur del Nino Becché, epitaffio per Domenico Mornati, detto Nino, macellaio per tanti anni a Palermo Dugnano. Alla vigilia giusta del 13 de mars il nalassà il Murnà Becché, Domenic, ma per tutti e il Nin. Stando al cognome doveva fare il Murnè, e invece resta un altro il suo mestiere. Ma quanto al nome, le sta ben coerente. La tirà l'ultim fia lì in di primur della domenica. Dunque fegamente come quest'uomo, un gran lavoratore, e sia morto proprio in del dì del Signore. Dopo d'aver servito pulpa e filet per tanti anni, tante de diventà storia, sarà il suo cœur, Cerus de Milaet, l'unica parte che resterà in memoria, buona per quinta sua neut una storia. Grazie Nino, grazie a tutti, e se sento. Ciao ciao a tutti.